sparatoria di ieri pomeriggio in questura a Trieste è costata la vita a 2 giovani agenti e il ferimento di un terzo poliziotto. Parla la mamma dell'uomo accusato dell'omicidio. Chiedo perdono per mio figlio, è malato. Una toccante cerimonia con tutte le forze dell'ordine e centinaia di persone si è tenuta davanti alla questura di Trieste per ricordare i 2 agenti uccisi, fiori e biglietti anche fuori dalle questure di Vicenza e Padova. Anche il formaggio asiago rientra nei prodotti che saranno sottoposti ai dazi annunciati dal presidente Trump, l'allarme lanciato dal Consorzio di tutela dell'Asiago. Esclusa per motivi politici dalla squadra di calcio al 5, la formazione femminile di Quadrato Meticcio scarica il portiere perché militante di Fratelli d'Italia, succede a Cadoneghe. Referendum per la separazione di Venezia e Mestre, per la prima volta associazioni mestrine e veneziane per il sì stringono un patto per promuovere il referendum di creare 2 comuni distinti. Un flash mob davanti alle gallerie dell'Accademia Venezia perché l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non si è esposto a Parigi. L'opera, dicono, è molto fragile e non dovrebbe essere mossa da Venezia. Domani l'arrivo a Treviso del nuovo vescovo Monsignor Tomasi. Antenna 3 seguirà con una lunga diretta dalle 14 il percorso fino all'arrivo al Duomo. Intanto ieri sera record di ascolti per la puntata di 40 dedicata ai 40 anni della Chiesa trevigiana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Come avete sentito dai titoli, in primo piano anche questa sera la drammatica sparatoria di ieri pomeriggio in questura Trieste è costata la vita a 2 giovani agenti, ferito un terzo poliziotto. A sparare un uomo che era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata sempre in città. Ebbene, ai nostri microfoni parla la madre dell'uomo, il dominicano accusato appunto dell'omicidio dei 2 poliziotti. Sentiamo le sue parole. Che posso dire? Che le può dire una persona? Ha un padre che piende il figlio, o un figlio che piende il padre, che non c'è parola, non si può dire nulla che possa confrontare un dolore così. Mi dispiace quello che mio figlio ha fatto, mio figlio non è in grado. Mio figlio è malato mentale. Così Betania, la madre dell'assassino dei 2 poliziotti, ha chiesto scusa in lacrime alle famiglie dei 2 agenti. Nell'intervista girata dall'ANSA, la donna ha più volte rivolto il proprio pensiero alle conseguenze tragiche del raptus omicida del figlio. Noi siamo cresciuti in un ovario cristiano, noi crediamo, abbiamo paura di Dio. Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego a Dio che le dê la pace. Allora. Quindi la ricostruzione della giornata di quel 4 ottobre 2019 che resterà impresso nella memoria di tutti, a partire dalla rapina commessa dal figlio Alejandro, che ha scaventato a terra una donna in via Carducci nel centro di Trieste, impossessandosi del suo scooter e svanendo nel nulla. Lui ieri mattina ha preso un motorino qua sotto a una ragazza perché diceva la notte prima non mi ha lasciato dormire, mi diceva che sentiva della voce, che lo stavano perseguitando, che lo volevano ammazzare. A lei lo diceva? A me. Allora io andavo là in camera mia, dopo io dicevo stai buono, dormiti, che passerà. Mamma, ma tu non vedi, non senti la voce, anche tu non la senti, non lo vedi, e mi vogliono uccidere, non lo vedi. Quindi, prima di denunciare il fatto in questura, dopo il pentimento dell'uomo e l'aiuto del fratello Carlyle, la richiesta di aiuto psichiatrico per Alejandro da parte della madre. Mio figlio, Carlisle, mi ha detto mami andiamo dal carabinieri, lui voleva andare dai carabinieri prima, ma io ho detto no, lui ha bisogno prima del medico, che le den un calmante o qualcosa, certo, poi andiamo dai carabinieri, perché sicuramente sta ragazza avrà fatto una denuncia. Certo. E siamo andati là, loro ci hanno spiegato come fare. Mio figlio ha fatto. Poi il viaggio verso la questura dopo la chiamata in centrale, i 2 fratelli nella volante davanti, la madre nella vettura di servizio che seguiva. Siamo saliti loro in una macchina e io in un'altra. Io non ho fatto tempo di uscire dalla macchina perché già sentivo le sparo, mi hanno detto mettasi giù, io sentivo mio figlio che urlava. Augusto urlava. E vedevo tutti questi carabinieri, tutte queste sirene, tutti questi spari. Infine, nella tristezza per le famiglie distrutte dei poliziotti e per un figlio accusato di omicidio plurimo, l'ultimo pensiero di una madre in evidente stato di shock. Voglio vedere mio figlio, voglio sapere se è vivo, se è morto, perché io non l'ho visto. Mi state dicendo che lui è vivo, per sì, non l'ho visto da ieri, che non dove è ferito. Sei preoccupata giustamente?
Oggi la Questura di Trieste ha diffuso la ricostruzione della drammatica giornata di ieri. Colpi di pistola contro l'agente scelto Matteo De Menego sotto la clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. 2 colpi all'agente Pierluigi Rotta, colpito al lato sinistro del petto e all'addome. Sono morti così ieri pomeriggio i 2 poliziotti di 31 e 34 anni all'interno della Questura di Trieste, nonostante i tentativi di rianimazione. E la stessa Questura in una nota ufficiale a ricostruire l'accaduto, a cominciare dalla rapina di primo mattino in via Carducci. Una donna denuncia che un ragazzo di colore le ha rubato il motorino scaraventandolo a terra. Nel pomeriggio il cittadino dominicano Carlai Stephen Meran chiama in questura, dice: mio fratello minore Alejandro Augusto, l'autore della rapina, vi accompagno da lui. Precisa poi che Alejandro soffre di disturbi psichici pur non essendo seguito dai servizi di igiene mentale. 2 volanti e una pattuglia della mobile si recano a casa del giovane con personale del 118. Alejandro è a casa, appare collaborativo e pacato, viene accompagnato in questura col fratello. Negli uffici l'autore della rapina chiede di andare in bagno e riesce a sottrarre la pistola d'ordinanza in dotazione all'agente Rotta, colpendolo con 2 spari. Sentito il frastuono, De Menego accorre per verificare cosa stia accadendo, venendo a sua volta colpito 3 volte. Scoppia il caos. Il fratello maggiore prima si barrica nell'ufficio prevenzione generale, sbarrando la porta con una scrivania. Poi fugge nei sotterranei della questura, dove viene bloccato dagli agenti. L'omicida tenta di uscire dalla questura sparando ancora, anche contro il corpo di guardia, che risponde al fuoco. Viene colpito alla mano sinistra un altro poliziotto sottoposto nella notte a intervento chirurgico all'ospedale di Cattinara. Una volta fuori il fuggitivo cerca prima di entrare in una volante parcheggiata e poi, notando l'auto della squadra mobile, apre il fuoco verso il mezzo e il personale, colpendo la portiera lato passeggero appena aperta. I poliziotti rispondono al fuoco colpendo l'uomo all'inguine senza danneggiare parti vitali e riuscendo a renderlo inoffensivo e a disarmarlo. L'ambulanza! Sta morendo! L'omicida si trova ora in stato di fermo all'ospedale. E questa mattina toccante cerimonia con tutte le forze dell'ordine e centinaia di persone davanti alla Questura di Trieste per rendere omaggio ai 2 agenti uccisi. Sirene spiegate come un urlo di dolore a rompere un silenzio irreale. Trieste si stringe attorno alle famiglie e ai colleghi dei 2 agenti uccisi. Carabinieri, guardie di finanza, polizia locale, vigili del fuoco, tantissimi operatori delle forze dell'ordine sono giunti in silenzio portando una corona di fiori per commemorare le vittime della sparatoria, deposta nel famedio della questura davanti a colleghi e familiari delle 2 vittime e accolti dal parroco della cappella civica del comune di Trieste, Don Stefano Canonico, che ha recitato una preghiera e parlato ai presenti per qualche istante. Centinaia i triestini presenti alla toccante cerimonia spontanea, al termine della quale il questore Giuseppe Petronzi si è commosso intrattenendosi con i parenti per qualche minuto. Vogliamo giustizia, ha gridato una familiare delle vittime. Cerimonia preceduta in mattinata da un ancor più spontaneo pellegrinaggio di tanta gente comune che sempre in silenzio ha depositato ai piedi dei cancelli della questura fiori, bandierine tricolore, tanti biglietti con messaggi di cordoglio e di gratitudine verso coloro che sono già stati ribattezzati i nostri angeli. Ma non solo a Trieste, anche all'esterno di diverse questure venete qualcuno ha voluto lasciare un omaggio in ricordo dei 2 agenti uccisi. A Vicenza, all'esterno della questura, sono stati appoggiati dei mazzi di fiori con dei biglietti con i quali si ringrazia il lavoro delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. Stessa cosa anche in questura a Padova.
L'omaggio silenzioso per ricordare i 2 colleghi di Trieste morti durante la sparatoria avvenuta all'interno della questura giuliana. Anche Padova e il suo questore Paolo Fassari hanno voluto rivolgere un ricordo, una preghiera ai 2 agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, caduti sotto i colpi di un giovane dominicano fermato per furto. Non sono momenti in cui sono avvezzo, io normalmente non sono avvezzo a parlare tanto, questi sono momenti in cui men che meno mi piace parlare, sono momenti di riflessione, anche perché chi parla ha sempre tanti motivi per farlo. Io mi limito solo a due cose. Intanto sono veramente commosso dalla vicinanza che ho avuto in queste ore dalle altre forze di polizia, soprattutto le forze di polizia nazionali, ma anche quella locale. I vertici dell'Arma e della Finanza sono stati ieri moltissimo tempo con me a esprimere la loro vicinanza, ma una vicinanza sincera, perché tutti indossiamo un uniforme al di là del colore. La seconda cosa che mi viene spontaneamente di dire è che qui stamattina, credo che seguiranno anche nelle prossime ore, ci sono stati tanti cittadini che hanno lasciato un omaggio floreale e lo hanno fatto, per me questo è molto importante, senza dire chi sono, nel senso che il cittadino, che non ha importanza come si chiama, ha detto grazie a chi fa il nostro lavoro, e questo per noi è la cosa più importante. Non solo le autorità hanno espresso vicinanza alla Polizia di Stato, molti, anche i padovani, che questa mattina hanno voluto lasciare un mazzo di fiori per ringraziare i poliziotti e il loro lavoro in difesa dei cittadini. Da Palazzo Moroni l'assessore Bonavina ha deposto un fascio di rose rosse avvolte nel tricolore per testimoniare la vicinanza dell'intera città a Trieste e alle famiglie dei poliziotti uccisi. E intanto oggi si sono vissuti attimi di tensione in tribunale a Padova durante il processo per direttissima a carico di un cittadino gambiano in evidente stato di alterazione psicofisica. L'uomo arrestato dalle volanti della polizia venerdì sera per aver rubato un pacchetto di sigarette e minacciato i titolari di una tabaccheria cittadina, giunto davanti al giudice si è infilato sotto una scrivania e a quel punto è stato necessario l'intervento della polizia e dei carabinieri per tirarlo fuori. L'uomo, anche se ammanettato, continuava a dimenarsi ed è stato bloccato dagli agenti e fatto rientrare in carcere. Momenti che hanno destato scalpore e apprensione, soprattutto dopo la tragedia accaduta appunto ieri in questura a Trieste. Voltiamo pagina. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Schio una vera e propria piantagione di marijuana nel giardino di casa, arrestato un 40enne, indagati i genitori. Una vera e propria piantagione di marijuana in giardino di casa e altrettanta messa ad essiccare in mansarda. La scoperta della Guardia di Finanza scledense, che ha arrestato un 48enne di Marano Vicentino e ha indagato i genitori in concorso per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente. Secondo la procura, infatti, padre e madre del 48enne, in quanto conviventi, erano perfettamente a conoscenza dell'esistenza della piantagione nel giardino di casa propria. 16 le piante, alte tra i 2 e i 3 metri, per un peso complessivo di 70 kg, che gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato malcelate dietro piante di ortaggi in giardino. In mansarda, adibita a vero e proprio laboratorio essiccatoio e dalla quale usciva un odore inconfondibile, sono state rinvenute altre piante. Da queste il 48enne avrebbe potuto ricavare oltre 7 kg di sostanza stupefacente che, rivenduta sul mercato dello spaccio, si stima avrebbe fruttato all'incirca 70.000 euro. Sequestrati oltre 2.000 semi di canapa che sul mercato varrebbero all'incirca 10.000 euro. Oltre alla piantagione venivano sequestrate a seguito di perquisizione anche 2 bilancini di precisione, un grinder e 11 grammi di prodotto essiccato, oltre a varia strumentazione tecnica per l'essiccazione come lampada, termometro e termoventilatore. Trovati anche 2 opuscoli sulla coltivazione dei sweet seeds ed un bong, una pipa d'acqua. L'intera piantagione è stata estirpata mentre il 48enne, con già precedenti per droga, è restato in flagranza e ora agli arresti domiciliari. Incidente questa mattina a Montebelluna tra un'auto dei carabinieri e una vettura condotta da un 19enne tra i feriti. Uno schianto questa mattina intorno alle 7 all'incrocio tra vicolo Boccacavalla e via Montello a Montebelluna. Una Fiat Panda condotta da un 19enne di Volpago del Montello si è scontrata contro un'auto dei carabinieri. Il giovane avrebbe urtato violentemente, per motivi in corso di accertamento, la portiera lato conducente dei militari dell'Arma. Entrambi i veicoli sono rimasti seriamente danneggiati e sono stati portati via dai mezzi di soccorso.
Nell'incidente sono rimasti feriti leggermente sia il 19enne che i 2 carabinieri. Tutti e 3 sono stati portati in ospedale per essere medicati. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Alcuni disagi alla viabilità subito ripristinata grazie ai carabinieri di Montebelluna e alla polizia locale. Adesso l'economia, perché fonti ministeriali confermano che anche il formaggio asiago rientra tra i prodotti che saranno sottoposti ai dazi annunciati dal presidente americano Trump. Ecco l'allarme che viene lanciato dal consorzio di tutela dell'asiago. Anche il formaggio asiago rientra nella lista dei prodotti colpiti dai maxi dazi annunciati dal Presidente degli Stati Uniti. La notizia è arrivata in altopiano da fonti ministeriali. Abbiamo notizie dal Ministero che anche l'asiago rientra nella fascia di dazi del 25%, ulteriori perché già c'erano dei dazi del 15%, quindi arriviamo al 40% di dazi sul nostro asiago esportato negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il principale interlocutore per le esportazioni di formaggio asiago, visto che ogni anno forme per 1000 tonnellate di peso vengono spedite oltreoceano. Si tratta di un giro d'affari di almeno 6 milioni di euro e la novità dei dazi impone serie riflessioni all'intero comparto. La situazione non è assolutamente buona perché gli Stati Uniti rappresentano per noi il primo mercato estero. Per quel che riguarda l'export ci faceva nel 2016 il 21%, mentre adesso nei primi mesi del 2019, nei primi 6 mesi del 2019, abbiamo avuto un 34% di tutte le nostre esportazioni rivolte verso gli Stati Uniti. Vuol dire che sia il consorzio sia i nostri associati hanno investito parecchio in questo paese. Una doccia fredda quindi, che arriva dopo un lungo periodo di investimenti negli Stati Uniti da parte del consorzio e dei produttori. Adesso aspettavamo di cogliere i frutti che però sono contrastati da questa doccia fredda di Trump. A questo punto tutti si chiedono cosa si possa fare per risolvere il problema o almeno per ridurne l'impatto. L'argomento è veramente all'ordine del giorno e niente, si potrà trattare con gli Stati Uniti. Tutta la politica deve parlare con una voce sola, la politica nazionale, la politica comunitaria e tutte le istituzioni devono darci una mano in questo momento molto difficile. Esclusa per motivi politici dalla squadra di calcio A5, la formazione femminile di Quadrato Meticcio scarica il portiere perché è una militante di Fratelli d'Italia. Il calcio e la politica, mai avrebbe pensato che le sue due passioni potessero entrare in conflitto e invece a causa della sua fede politica una trentenne di Cadonega è rimasta esclusa dalla formazione di calcio A5 in cui militava. Protagonista Elvira Bello, giovane attivista di Fratelli d'Italia, nonché presidentessa del Circolo di Cadoneghe. Secondo quanto raccontato dal Corriere del Veneto, sarebbe stata cacciata dopo appena 2 settimane di allenamento proprio per le sue simpatie politiche di destra. La squadra è quella dell'associazione sportiva Quadrato Meticcio, sostenitrice dell'inclusione e fortemente antirazzista. Loro cercavano un portiere proprio al ruolo di Elvira, ma dopo qualche allenamento le compagne hanno scoperto alcuni contenuti della pagina Facebook della militante di Fratelli d'Italia che proprio non sono stati accettati, nello specifico post contro i migranti e riferimenti a Mussolini, e da qui l'esclusione. Sentita al telefono, Elvira si limita a ribadire che lo sport non dovrebbe avere colore politico. L'associazione Quadrato Meticcio si difende e dichiara che si tratta di una situazione di incompatibilità con i valori etici e anche con quelli del CONI. Non si tratta di discriminazione politica, ma si tratta di incompatibilità che questa persona ha nei suoi comportamenti con i valori, il codice etico della nostra associazione. Secondo noi lo sport deve avere un'altra funzione, cioè quella di creare una convivenza pacifica tra le persone, di promuovere i valori della solidarietà e del rispetto reciproco. Quindi sulla base dell'incompatibilità tra i nostri valori di base e i comportamenti e i post pubblicati di questa persona abbiamo pensato di non ammetterla alla nostra associazione. Una vicenda che sicuramente avrà degli strascichi dai campi di calcio alle stanze della politica. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta, record di ascolti ieri sera per la puntata di 40, la nostra trasmissione che ripercorre i fatti principali della nostra storia attraverso le immagini dell'archivio di Antenna 3. Puntata, quella di ieri, dedicata ai 40 anni della Chiesa trevigiana attraverso le immagini storiche ed esclusive della nostra emittente, dalla visita di Papa Wojtyla ai vescovi che si sono succeduti in questi anni alla guida della diocesi da Mistroligo a Gardine. Ebbene, quasi 110.000 persone hanno seguito la prima serata di Antenna 3 dedicata alla vigilia dell'arrivo nella Marca trevigiana del nuovo vescovo di Treviso. Arrivo che le telecamere di Antenna 3 seguiranno in diretta, con una lunga diretta domani a partire dalle 14 per seguire passo dopo passo il percorso che Monsignor Tomasi, nuovo vescovo di Treviso, percorrerà da Pederobba fino al capoluogo, fino a Treviso, dove in Duomo celebrerà la Santa Messa. Ospiti in studio per commentare la giornata speciale e poi collegamenti in diretta. Vi ricordiamo l'appuntamento a partire dalle 14 domani con un'edizione straordinaria per l'arrivo del nuovo vescovo di Treviso. La scuola elementare Marconi di Montebelluna ha abbracciato il metodo Montessori, 2 le prime classi che adotteranno questa disciplina. I bimbi di 2 classi prime della scuola elementare Marconi di Montebelluna inizieranno quest'anno abbracciando una didattica diversa da quella tradizionale, il metodo Montessori, una disciplina che ha come obiettivo quello di dare libertà al bambino di manifestare la sua spontaneità. I ragazzi sono divisi in aula per aree di interesse, loro scelgono la mattina quando arrivano a scuola, scelgono la loro attività preferita, chi vuole fare italiano, chi il giorno si sente più predisposto per la matematica e soprattutto non c'è un'offerta uguale per tutti, non c'è un'uniformità didattica come succede un po' nelle scuole tradizionali dove tutta la classe fa la stessa attività. Questo metodo intende sviluppare, spiega la dirigente, la creatività, il senso critico e dare ai bambini l'opportunità di lavorare secondo i propri interessi ed i propri talenti. Un metodo che in parte si scontra con il mondo attuale e con le nuove tecnologie. I bambini sono poco abituati all'uso delle mani, alla manualità e il metodo Montessori riscopre proprio questo, riscopre la praticità, l'uso dei materiali didattici e anche la vita pratica. Nella Montessori viene sviluppato moltissimo l'idea di ordine, di pulizia, di igiene. Oggi l'inaugurazione delle 9 prime classi con genitori e piccoli alunni, presente anche il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero. Un metodo, il Montessori, utilizzato in altre scuole del Trevigiano e non solo. Oltre a Montebelluna l'anno scorso è partito Treviso, 2 anni fa, con la scuola statale Bindoni, quest'anno è partita una sezione a Casier e so che c'è un'esperienza simile a Venezia. Sulla lavagna la scritta che vale più di 1000 parole, per insegnare bisogna emozionare. E adesso andiamo a vedere le immagini del flash mob alle gallerie dell'Accademia perché l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non sia esposto a Parigi. Abbiamo ecco, vediamo le immagini, vediamo il servizio. Il motto "Mino vado via" per una volta non si riferisce ai 3 residenti che quotidianamente abbandonano Venezia, ma alla partenza di un veneziano di adozione tra i più illustri, l'uomo vitruviano, una delle opere più conosciute di Leonardo da Vinci e probabilmente dell'intera storia dell'arte, andrà in prestito al Louvre per alcune settimane in una mostra allestita a mezzo millennio dalla scomparsa del suo autore, una scelta che ha generato più di una perplessità a Venezia e non solo. Allora, con lo slogan "Mino vado via" si rimarca una radice che per noi è profonda, importante, c'è un legame con questa città. I veneziani sono orgogliosi, sono uniti alle loro opere e quindi questa non sarà una vicenda semplice, lascia una cicatrice scoperta.
una cicatrice che si rimarginerà tra 10 anni. L'uomo vitruviano è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che si erano appena conclusi alle gallerie dell'Accademia e che quindi dopo Parigi raddoppieranno la sua messa a riposo in uno spazio dedicato al buio e con controllo di umidità costante. La nostra ha reso noto che sta per avviare un ricorso al TAR, forte di 3 perizie che secondo l'associazione confermano il grave stato di salute del disegno e i rischi legati alla sua esposizione prolungata alla luce. Davanti all'Accademia manifestano cittadini, attivisti di Italia Nostra e del gruppo 25 Aprile. Per tutta la vita ci hanno detto che era un'opera che era molto delicata, non poteva essere esposta, doveva essere protetta e adesso dopo che è stata esposta va via per un'altra esposizione in un luogo super affollato, per cui non la vedremo per quanto tempo. Qui pare che chiunque venga da fuori, che abbia delle mire economiche o comunque chi voglia farsi un bel nome o chi voglia costruirsi un'immagine, soprattutto un'immagine, Venezia viene usata proprio per questo motivo, perché Venezia è diventata un brand. Se si devono fare mostre eccetera, si facciano delle fotocopie, si facciano dei lavori ormai siano estremamente precisi, ma le opere devono restare nel luogo stabile dove la gente possa usufruire. Ho avuto una telefonata io all'uomo di Vitruvio, mi ha detto che assolutamente non vuole andare via e noi cerchiamo di accontentarlo. Perché non vuole andare via? Perché è stanco, è un po' fragile e quindi preferisce stare qui. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona domenica. Benvenuti al Meteo. La prima domenica di ottobre trascorrerà all'insegna di un tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio del 6 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, al mattino ampio soleggiamento, con il passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento, il cielo risulterà a tratti anche coperto, ma non sono previste precipitazioni. Temperature in ulteriore diminuzione, minime tra 8 e 14 gradi, massime tra i 14 e i 17 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia avremo una mattinata soleggiata, poi più nubi un po' dappertutto, tuttavia senza piogge degne di nota. Temperature in lieve calo, minime tra 9 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra i 17 e i 18 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la prima parte della giornata sarà con il sole, poi cielo via via più nuvoloso, anche con qualche temporale sui settori settentrionali, vedete. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.